La questione dei falsi si intreccia ovviamente con quella del valore dell'arte. Thomas Hoving, ex direttore del MoMA, sostiene che almeno il 40% del mercato dell'arte antica sia costituito da opere non autentiche. A un certo punto sembrava che esistessero 600 Rembrandt esposti nei più grandi musei di tutto il mondo e altri 350 nelle collezioni private, il che destò qualche sospetto, perché gli studiosi di Rembrandt ritengono che il celebre pittore realizzò soltanto 320 tele in tutta la sua vita. Nel corso dei secoli il concetto di autenticità è costantemente mutato. I grandi maestri del passato, come Rembrandt, avevano nei loro studi diversi apprendisti che solitamente preparavano le tele e dipingevano gran parte delle figure umane, lasciando al maestro il compito di completare il volto, le mani e i particolari più difficili. Finché era possibile attribuire a Rembrandt l'esecuzione di una parte dell'opera, questa veniva definita autentica. Il numero dei Rembrandt considerati autentici subì quindi costanti oscillazioni, non solo quelle di Rembrandt, ma anche un po' di tutti i grandi maestri dell'arte antica, e tuttora succede. Giovane donna con cappello, ad esempio, olio su tela datato 1632 e attribuito a Rembrandt, nel 1972 fu escluso dal novero delle opere autentiche dal Rembrandt Project, una commissione preposta all'autenticazione dei lavori dell'artista olandese. Il nuovo valore del dipinto scese quindi sotto i $40.000. Nel 1995, 25 anni dopo, l'opera venne restaurata e analizzata nuovamente dal Rembrandt Project, che la reintegrò nel corpo dei lavori autentici. Nel 2007 fu battuta all'asta di Sotheby's per $9 milioni. Pensiamo a quale danno avrebbe potuto subire chi si fosse liberato di quell'opera nel 1972 dopo il declassamento per poi vedere ritornare l'opera a valori di svariati milioni di dollari. È un problema. Un problema sentito non solo nell'arte antica, ma anche nell'arte moderna. Un celebre esempio è quello dei Vase de Fleurs Lilas, dipinto nel 1885 da Paul Gauguin, un'opera di media importanza per il mercato, non una delle migliori nel contesto della produzione dell'artista. È uno di quei quadri realizzati da un artista di grande fama che cambia proprietario per alcune centinaia di migliaia di dollari senza suscitare alcuno scalpore. Nel maggio del 2000, a cataloghi stampati, Sotheby's e Christie's si accorsero di proporre entrambe la stessa opera di Gauguin, il Vase de Fleurs Lilas. Ovviamente ognuna di loro credeva di possedere l'originale. Le case d'aste mostrarono entrambe le opere a Sylvie Crussard, un'esperta di Gauguin impiegata presso il Wildestein Institute di Parigi, che stabilì che la versione nelle mani di Christie's era da considerarsi non autentica, bensì a suo avviso si trattasse del miglior falso Gauguin mai realizzato, diciamo un contentino alla casa d'aste. Christie's fu costretta a ritirare i suoi cataloghi e a ristamparne di nuovi senza l'opera contraffatta. Sotheby's invece vendette il suo dipinto ritenuto autentico per $310.000 che andarono ad un gallerista newyorkese. In qualche occasione accade che un falso riesca a essere presentato e venduto all'asta senza essere smascherato nel corso delle verifiche effettuate preventivamente. Un esempio fu la coppia di Le Mariée au Bouquet, gli sposi Paul Bouquet di Marc Chagall, che fu posto all'asta da Christie's a New York, dove fu regolarmente battuta per $450.000. Parecchio tempo dopo, Christie's scoprì che si trattava di un falso e annullò la compravendita. Molti galleristi dissero che all'anteprima, cioè quando le opere vengono mostrate in visione prima dell'asta al pubblico per settimane, a volte per mesi, si erano accorti, dissero che si trattava di un falso, e infatti si erano messi in guardia l'uno contro l'altro, informando anche alcuni potenziali clienti. Non si erano però azzardati a denunciare pubblicamente l'irregolarità per paura di incrinare il loro rapporto con la casa d'aste, rischiando ovviamente anche una causa per diffamazione. Sono problemi all'ordine del giorno sia per l'arte antica che per l'arte moderna che per l'arte contemporanea. Queste erano riflessioni tratte da Donald Thompson,
lo squalo da 12 milioni di dollari, Mondadori.